L'eco-rinnovamento di Ascotrade taglia il traguardo a Sandrigo. Con l'ufficio commerciale del comune vicentino, infatti, l'azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica ha portato a conclusione l'operazione di restyling della rete di sportelli avviata a inizio 2013 e che ha interessato complessivamente 6 comuni di 3 province venete. Il nuovo ufficio di Sandrigo in particolare rappresenterà il nuovo punto di riferimento per i clienti Ascotrade provenienti da circa 40 comuni del Vicentino. Un ufficio nuovo, confortevole, con una nuova immagine che fa vedere ai nostri clienti la voglia di questa azienda che opera in un mercato libero di voler essere sempre presente al passo con i tempi e offrire servizi migliori. Con Sandrigo Ascotrade raggiunge un importante obiettivo della sua strategia commerciale nel mercato vicentino. Un mercato di particolare interesse per l'azienda trevigiana che entro fine anno aprirà una nuova sede proprio nel capoluogo berico. È un altro segnale della voglia di questa azienda di espandere il suo mercato. Lo facciamo in un territorio dove siamo già, dicevo prima, presenti, 100.000 clienti come gruppo, più di 40.000 clienti come Ascotrade, quindi storicamente una piazza che ci conosce, conoscono il nostro marchio, conoscono il valore dei nostri servizi, la nostra attenzione nei clienti. Ci auguriamo che questo ci porti ancora più clienti. La rete degli uffici commerciali rappresenta il fiore all'occhiello della filosofia aziendale di Ascotrade, che mette il rapporto umano con il cliente alla base del servizio di post vendita. Una scelta che comunque va di pari passo con lo sviluppo di servizi online come l'esclusiva app Ascotrade ed altre innovazioni tecnologiche di prossima realizzazione. Andiamo in questa direzione proprio per dare il segnale anche a quei clienti più giovani ai quali piace dialogare attraverso il web. Posso già annunciare che prima della primavera del 2014 lanceremo anche il contratto online, quindi ci metteremo assolutamente in linea con i grandi competitor nazionali. Passano i tempi ma non i valori per Ascotrade, un'azienda che fa della vicinanza al territorio il suo tratto distintivo. La differenza è che i competitor nazionali vengono qua, massimizzano, fanno contratti, molte volte non sono in grado di erogare poi servizi post vendita all'altezza e scappano. Questa invece è un'azienda del territorio che mantiene le risorse del territorio, che aiuta il territorio anche nei momenti di difficoltà e lo fa in forme diverse. Quindi il benessere di questa azienda diventa anche il benessere del territorio.